Bentornati e bentornate a una nuova puntata di Focus Verona Economia. Questa settimana parliamo di banche, parliamo di finanza, è un po' il cuore della 21esima settimana veronese della finanza, dell'economia e del lavoro. Ospitiamo oggi una banca che ha fatto il suo esordio in provincia di Verona qualche settimana fa, una banca storica di Bolzano, ma che ha una presenza forte in Veneto, e sentiremo perché. Diamo subito il benvenuto ad Andrea Garbin, che è direttore di area Marostica e Vicenza di Volksbank. Benvenuto. Grazie, ringrazio dell'opportunità di essere qui oggi e di raccontarci un po' le nostre reciproche realtà e la realtà della banca. Certo. Iniziamo a vedere questo articolo, appunto, sì, che appare sul sito veronaeconomia.it, perché appunto qualche giorno fa abbiamo pubblicato anche noi sul nostro portale questo taglio del nastro importante, perché dicevamo inaugura la presenza in provincia di Verona della vostra banca, in particolare con uno sportello a San Bonifacio, nell'est veronese. Inizio subito da qui. Non è casuale San Bonifacio, perché è un territorio limitrofo a Vicenza, dove 10 anni fa la Popolare di Marostica era stata acquisita appunto da Volksbank. Nasce da lì questo rapporto tra l'Alto Adige e in particolare il territorio vicentino. È corretto, nel senso che sono 10 anni ormai che ci siamo uniti con Volksbank. Precedentemente eravamo Banca Popolare di Marostica, presenti sul territorio vicentino da tanti anni, più di 120 in quel periodo lì, però eravamo molto presenti sulla fascia alta in realtà della provincia di Vicenza, nel senso chiaramente nel Marosticense, nel Bassanese, Nove, poi Schio e Tiene. Nella parte più bassa della provincia in realtà la presenza è nata e si è strutturata di più dopo l'arrivo di Volksbank, e quindi insomma è stato naturale espanderci nel sud della provincia di Vicenza e chiaramente cominciare ad avvicinarsi verso la provincia di Verona, e lo sportello di San Bonifacio è il primo passaggio verso la provincia di Verona, che però vogliamo avvicinare. Non ci si ferma qui. Sempre non di più, vogliamo essere sempre più presenti, anche perché fa parte del nostro piano industriale Impact 2026, al quale dobbiamo dare insomma corpo e dobbiamo continuare. Chiudiamo questo capitolo dedicato alla nuova filiale, un team di 4 consulenti, certo, guidato da Nicola Zago. Insomma, la strategia punta sulla relazione, ma poi lo vedremo. Certo. Siccome è una banca che conoscono in molti chiaramente anche a Verona, ma nuova, proprio perché c'è stato il debutto da poco, ricordiamo qualche numero relativamente alla presenza nel Vicentino, ma in generale insomma qualche numero della banca. In provincia di Vicenza noi abbiamo 33 filiali, 4 centri di consulenza, 2 corporate dedicati chiaramente alle aziende un po' più strutturate e 2 private. E a livello banca siamo sui 170 sportelli in questo momento. I collaboratori in provincia di Vicenza sono 184 adesso, e in tutta la banca sono circa 1400. Caspita. Dei quali circa 900 sono in rete commerciale, perché alla fine siamo un'azienda commerciale come sono tutte le banche. Come numeri, volumi, vi darei un numero insomma molto generale. In provincia di Vicenza noi gestiamo poco meno di 4 miliardi fra impieghi e raccolta, e la banca ne gestisce poco sopra i 22 miliardi e mezzo. Saremo a 22 miliardi e 7 in questo momento. Quasi 23 miliardi. Quasi 23 miliardi, insomma, no? Numeri rilevanti. Sì, direi che quello che per noi è maggiormente significativo è la presenza sul territorio. Ci teniamo molto al rapporto diretto con le persone e essere presenti sul territorio. Ecco, non a caso, appunto, contrariamente ad altre banche dove chiudono sportelli, ecco, l'apertura di San Bonifacio ha un duplice messaggio e obiettivo, quello chiaramente di espandersi un po' naturalmente verso il veronese, ma dall'altra parte di confermare la vostra attitudine ad essere presenti fisicamente con dei consulenti, e quindi cercare proprio il rapporto diretto umano con le persone, nonostante abbiate fatto passi da gigante anche nella digitalizzazione, chiaramente. Sì, chiaramente non possiamo ignorare il futuro, non possiamo non andare verso una maggiore digitalizzazione, questo è certo, però siamo coscienti che il denaro, che sembrerebbe un mezzo freddo, in realtà incorpora tantissima emotività, soprattutto delle famiglie, e di questo dobbiamo tener conto. E tenendo conto di questo dobbiamo esserci fisicamente, non c'è modo di esserci solo digitalmente, e per esserci fisicamente noi ci teniamo molto all'apertura degli sportelli, perché per noi il rapporto con le persone è fondamentale. E questo vale anche per i consulenti, mi diceva, no? Nel senso che
Il ragionamento è molto semplice, no? Se vogliamo che i nostri collaboratori, i nostri consulenti fidelizzino le persone del territorio, fidelizzino i nostri clienti, evidentemente anche loro devono sentirsi fidelizzati rispetto alla banca verso la quale lavorano, e quindi cerchiamo di avere un rapporto molto attento anche con i collaboratori. Certo, e i quali devono cercare comunque di stabilire questo rapporto empatico nei confronti della clientela, cercando proprio il contatto diretto, e questo è fondamentale. Una banca di relazione vi potreste definire per certi aspetti, no? Se mi permette un secondo, vorrei dire Sì, anche che vogliamo dare sostanza a essere banca di relazione, perché sennò corre il rischio di rimanere uno slogan che Certo. è bello dire in un'intervista, è bello scrivere in un articolo, ma poi non si riesce a capire che corpo abbia nelle realtà di tutti i giorni. Per noi è molto semplice. I nostri collaboratori raggiungono un obiettivo se parlano con i nostri clienti. Il prodotto poi viene dopo. Certo. Per noi è interessante che la relazione venga fatta in maniera strutturata. Questo ci interessa, che i nostri collaboratori parlino con i nostri clienti. E questa è una prerogativa, insomma, della vostra banca. Certo. Banca che nasce, dicevamo, in un territorio, quello dell'Alto Adige, che per definizione è attenta ai temi della sostenibilità. Sì. Quindi immaginiamo che Volksbank abbia un'attenzione particolare anche nei confronti di tutto il tema ESG, che è entrato prepotentemente, insomma, anche nel mondo bancario, no? Certo. Sì, lo facciamo, chiaramente siamo partiti dalla parte della no? Dall'ambiente, no? E quindi abbiamo fatto, insomma, diverse iniziative. Per dirvi, la maggior parte dei nostri filiali ha tutti i consumi sotto controllo, quindi cerchiamo di non esagerare con i consumi, soprattutto di elettricità. Chiaramente non abbiamo altoforni, quindi insomma non abbiamo grandi consumi, però sono tutti i nostri consumi elettrici derivano tutti da fonti rinnovabili, al 100%. E poi facciamo anche degli investimenti sul territorio. Abbiamo collaborato a costruire il Bosco Moranzani nella zona di Mira, in cui abbiamo donato 5.000 alberi per fare questo ricostruire un polmone verde. Esattamente, e che quindi ha, insomma, con vantaggi molto chiari rispetto alle emissioni di carbonio, no? Siamo anche inseriti in un contesto sociale, al momento soprattutto in Alto Adige, ma anche in Veneto, in cui favoriamo la mobilità elettrica delle associazioni. Abbiamo donato 3 auto elettriche ad alcune associazioni. Lo vediamo anche, quindi, perdoni, guardi, dal sito volksbank.it vediamo proprio che campeggia in apertura proprio la donazione alla Croce Bianca, consegnata un'auto medica full electric, e qui vediamo i responsabili della banca, insomma, che tanto per dire, insomma, che c'è un'attenzione molto marcata nei confronti del territorio, e dal punto di vista sociale. Sì, nel senso, nel territorio noi siamo parte del territorio. Siamo un'azienda che lavora sul territorio, siamo un'azienda che parla con le famiglie, che parla con gli imprenditori, quindi il territorio è il nostro pane quotidiano. Però vorremmo anche essere qualcosa di più, vorremmo contribuire un pochino a essere motori un po' del territorio. E come lo facciamo? Lo facciamo con la presenza anche sociale, ma non ci si pensa mai, ma le aziende in realtà buona parte del valore aggiunto che creano lo restituiscono al territorio. Nel senso, su circa 406 milioni di valore aggiunto creati dalla banca nel 2024, 110 in realtà sono stati trattenuti per le necessità della banca, ma non ci si pensa mai. Poi il resto viene distribuito, nel senso, che cosa facciamo? Paghiamo gli stipendi, paghiamo i fornitori, paghiamo le imposte, sosteniamo delle sponsorizzazioni, sosteniamo il sociale, e quindi non sembra, ma questo avverrà anche per altre aziende, la presenza sul territorio si esplica anche in questo modo, oltre che a essere presenti con le associazioni, nei periodi di fragilità ci teniamo molto, siamo attenti anche a questo. Abbiamo notato un'attenzione molto forte anche nei confronti dell'ambito giovanile, dei giovani, con prodotti dedicati, iniziative dedicate, insomma, anche a scopo sociale. Questo è un altro aspetto che riguarda l'anima ESG legata proprio al tema sociale, immagino, no? E non solo. Sì, certo, per i giovani, i giovani sono un target. Anche i futuri clienti, dobbiamo dire, insomma. Dobbiamo, come qualsiasi azienda, dobbiamo pensare al presente ma anche al futuro, e quindi i giovani sono il nostro futuro. Facciamo diverse iniziative, sì, abbiamo dei prodotti dedicati che mi giunge voce che sono considerati fra i migliori presenti sul territorio italiano, addirittura alcuni di questi, no? E abbiamo fatto degli studi per questo, insomma, no?
E poi cerchiamo di mettere in relazione i nostri collaboratori giovani con i clienti più giovani, in modo che parlino la stessa lingua, che possano relazionarsi secondo il linguaggio giovanile. E faremo anche altre iniziative, per esempio adesso a novembre abbiamo il mese del risparmio destinato al dialogo con i giovani, all'educazione finanziaria. Facciamo qualche iniziativa con le scuole, abbiamo fatto il liceo Lioi a Vicenza quest'anno, faremo anche un workshop il 24 ottobre con una scuola che ancora dirigenza di dirmi quale, nell'Alto Vicentino. Andrei verso la conclusione parlando proprio di anche strumenti per le PMI, nel senso che voi, al di là di questo aspetto legato al sociale, chiaramente siete banca e vi rivolgete sia alle piccole e medie imprese, ma immagino non disdegnate nemmeno le grandi imprese. Potete avere come interlocutori potenziali anche questo target. Certo, allora, noi siamo una banca di dimensioni medio-piccole, quindi ci rivolgiamo soprattutto al retail e alle piccole e medie imprese. Rispetto alle piccole e medie imprese cerchiamo di dare la stessa attenzione che diamo alle grandi, quindi con dei consulenti dedicati, specializzati, che rispondono, che danno soluzioni in tempi brevi e che sono attenti alle esigenze di questa fascia molto importante per noi nel mercato. Poi chiaramente siamo un'azienda d'affari e se ci capita l'occasione di relazionarsi con un'impresa di grandi dimensioni lo facciamo volentieri. Abbiamo i centri corporate che sono specializzati proprio a questo scopo e che agiscono costantemente sul nostro territorio. Ne abbiamo 2 in provincia di Vicenza. Ti faccio una domanda personale. Lei nel mondo bancario da tantissimi anni, cosa le ha dato l'arrivo, diciamo, della cultura altoatesina, no? Sì. Nel modo di fare banca tipico veneto, l'unione, diciamo, di questi 2 mondi, che tipo di risultato ha dato dal suo punto di vista? Perché noi abbiamo determinate caratteristiche, c'è una cultura, dicevamo, non solo legata alla sostenibilità, ma anche alla cultura del risparmio, del bene comune, che a volte è diversa rispetto alla nostra. Ecco, quali sono secondo lei le evidenze maggiori nate da questo rapporto e da questa unione di 2 mondi vicini, ma comunque non identici, non uguali? Sì, allora, a me ha dato una forte crescita professionale, ma anche umana, nel senso che se trovi delle caratteristiche diverse nelle persone e hai la curiosità di approfondirle e una dose di rispetto per quello che loro vivono, per quello che loro sono e per la loro storia, i rapporti diventano via via più facili e sono arricchenti per entrambi. Vedo che i miei colleghi altoatesini sono molto curiosi di capire che cultura abbiamo in Veneto e che cosa succede in Veneto, e io personalmente sono molto curioso rispetto al mondo anglosassone di capire meglio che cosa succede là. E quindi insomma è un rapporto che non sarà mai completamente definito, ma questa evoluzione sta generando molta energia positiva. Permette ad entrambi di avere dei vantaggi o comunque di conoscere gli aspetti e dell'uno e dell'altro. Cerchiamo di potenziarci l'un l'altro, ecco, questo stiamo cercando di fare e devo dire che ci stiamo riuscendo. La notizia però che emerge da questo tavolo è che non ci si ferma a San Bonifacio, insomma si tende, lo abbiamo già un po' anticipato, ad arrivare anche vicini, insomma, al cuore della città, a Verona, e poi chissà, insomma, questo dipenderà insomma dai vertici anche bancari che decideranno che scelte fare. Noi abbiamo il nostro programma di avvicinarci ed espanderci in provincia di Verona è scritto nel piano industriale, quindi cercheremo di farlo. Non ci sono scritti i dettagli che dovremo insomma dare corpo noi a questi, ma in città di Verona verremo anche relativamente presto e con una struttura direi di buon livello, con filiale, centro corporate, forse degli uffici centrali. Vediamo. E poi molto probabilmente tenderemo un po' a seguire la direttrice della 4 per arrivare dalla provincia di Vicenza verso il lago di Garda. Molto probabilmente sarà questo. E allora Garbin, ci sarà occasione sicuramente di averla qui anche fra qualche mese, in seguito insomma delle novità che sentiamo, insomma ci saranno e sono già scritte nel piano di sviluppo industriale della banca, di Volksbank. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, grazie di tutto, grazie a tutti quelli che seguiranno questa trasmissione. Per noi è un'opportunità importante di farci conoscere. Grazie. Ringraziamo Andrea Garbin, direttore area Vicenza e Marostica di Volksbank, per essere stato con noi e per averci presentato appunto questa banca che esiste in Veneto già da diversi anni, ma che ha fatto, ripeto, per chi si fosse collegato da poco, il suo esordio nel veronese da poche settimane con una nuova filiale, un nuovo sportello a San Bonifacio.
Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata su Radio Adige TV.